Promuovere la valorizzazione dell'inno di Mameli nelle scuole e riportare il 4 novembre a ruolo di festa nazionale. Lo chiede Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, assieme a molti altri esponenti veneti di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha presentato un ordine del giorno da far approvare nei comuni del Veneto, che prende le mosse proprio dalla volontà di ripristinare in toto la festa del 4 novembre. Di far tornare il 4 novembre festa nazionale. Abbiamo un sacco di feste nazionali, alcuni dividono, il 25 aprile divide sicuramente. Noi vorremmo una festa capace di unire tutti. Lo facciamo all'indomani del centenario della Grande Guerra. Il 4 novembre, oggi festa mobile che cade nella prima domenica a ridosso della data effettiva, rappresenta la giornata dell'unità nazionale delle forze armate, ma nasce nel primo dopoguerra come celebrazione della vittoria italiana nel conflitto mondiale. La proposta che gli esponenti di Fratelli d'Italia si sono impegnati a proporre nei consigli comunali di tutto il Veneto si innesta su un altro tema nazionale. Nell'ordine del giorno è previsto infatti anche che le amministrazioni comunali si impegnino a braccetto con altri enti a promuovere nelle scuole l'apprendimento e la valorizzazione dell'inno nazionale. Nelle nostre amministrazioni comunali verrà proposto un ordine del giorno con un appello, si sostiene l'appello già fatto dell'Associazione Nazionale del Fante, dell'Associazione Nazionale Alpini dei Bersaglieri, che a livello nazionale hanno chiesto il ripristino della data del 4 novembre, inviata al Presidente Mattarella. Noi vorremmo che tutte le amministrazioni del Veneto adottassero questo ordine del giorno e saremmo noi protagonisti di questa campagna.